Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video. Allora, abbiamo accantonato il discorso Verona, che ho notato ha fatto discutere non solo noi tifosi del Cagliari, ma anche altri tifosi, perché mi è capitato per pura casualità di vedere il video, per esempio, di Fabio Carezza, ma ho visto anche il video di, per esempio, Falconero, che tutti e due parlavano della stessa identica cosa. Prima di andare ad affrontare l'argomento del video, ci tenevo a dire due paroline. Io concettualmente sono più che d'accordo con quello che hanno espresso sia Falconero che Fabio Carezza. Però Fabio Carezza ha tirato in ballo palesemente noi, dicendo che il rigore sull'Uumbo c'era. Ed è un ossimoro che io dica che in realtà non ci sia e continuo a pensarla così, perché sebbene la trattenuta sia evidente e ci sta e capisco e legittimo da una parte anche il fatto che un giocatore accentui un po' la trattenuta o si lasci cadere per ottenere un rigore. Ed è una cosa che il VAR tecnicamente dovrebbe notare. Si doveva già andare notare dall'arbitro, però il VAR lo doveva notare e far richiamare l'arbitro. Il problema sta quando, come nelle vecchie favole, tu gridi al lupo al lupo. È chiaro che dopo un po' che lo fai, nessuno ti crede. E quindi, visto che l'Uumbo purtroppo questa cosa ce l'ha, e io è questo che volevo intendere nel video, rischia di andare a nostro sfavore questa cosa, perché ci sta a accentuare un contatto in area per ottenere un rigore. Chiunque l'ha fatto, è giusto e legittimo farlo, perché è parte del gioco. È un po' da paraculi, però non è contro le regole. Se un contatto c'è e tu accentui la reazione, non c'è nulla di male. Non è che è simulazione, stai solo accentuando un contatto che c'è stato. Quindi, se tu cadi e c'è un contatto palese e ti danno rigore, bene. Ma se tu ogni volta che vai in area, al minimo contatto, ti butti giù per terra, accentuando la tua reazione, è chiaro che poi quando andrai a subire un fallo vero, lì anche il VAR se ne fregherà e non te lo darà. Io continuo a pensare che sia stata esagerata la reazione di Lumbo alla trattenuta, nonostante ci sia stata, nonostante la maglia si sia allargata veramente di tanto, tutto quello che vi pare, ma continuo a pensare che Luvumbo, avendo questa sua indole, secondo me ha accentuato un po' troppo la cosa. E per chi pensa che il rigore c'era, abbiamo visto cosa è successo. Luvumbo ce l'ha di vizio. Quindi questo cosa comporta? Secondo me poi può essere messo a sbagliare. Comporta il fatto che quando ci sarà la possibilità di ottenere un rigore lecito e sacrosanto, non verrà dato. Perché purtroppo, e su questo penso siamo d'accordo tutti, il VAR ha due pesi e due misure. Il problema qual è? È che non si capiscono quali sono i due pesi e quali sono le due misure. E su questo c'è bisogno assoluto di fare chiarezza, perché così non si può andare avanti, ne gode in primis lo spettacolo, è in primis. Poi ci sono tutte altri retroscena che non mi va di andare a parlare, non mi ci mischio, anche perché io già a fatica riesco a vedere le partite del Cagliari, figuriamoci quelle delle altre, quindi mi limito a parlare per quello che vedo e stando a tutti effettivamente ci sono, come dice Caressa, parecchie zone grigie. Quando riesco mi guardo anche Open VAR su DAZN e effettivamente lascia un po' sbigottiti a volte quello che dicono. Comunque, chiusa questa parentesi, andiamo subito a vedere cosa hanno fatto le nostre dirette avversarie. Che dite? Andiamo a vedere. Allora, mettiamo qua, voi non lo vedete. È qua, sì, perfetto. Eccoci qua. Ecco le nostre dirette avversarie. Allora, la prima partita che vediamo è Genoa-Frosinone 1-1. Io, sinceramente, se non mi sbaglio,
e lo vediamo qui. Ah, devo zoomare qui. Cosa avevo pronosticato tra Genoa e Frosinone? Frosinone, Genoa, un punto, ok, questo l'avevo azzeccato. Però non so perché mi aspettavo magari più che altro una vittoria, oddio, una vittoria del Genoa, in realtà. Un Frosinone che guadagna un punto dopo una striscia negativa, penso abbastanza importante, perché se io adesso andassi a cliccare sul Frosinone e vedere le ultime partite come sono andate, eh, viene da sicuramente due sconfitte, un pareggio, 1, 2, 3, 4, quindi 6 sconfitte in totale e 2 pareggi. Quindi una situazione abbastanza grave. L'ultima vittoria, tra l'altro, ovviamente contro di noi, come te sbagli. E per il resto la situazione era più che disastrosa. Non so se questo pareggio possa dare linfa vitale, perché andando a vedere il trascorso non mi sembra che abbia rinforzato più di tanto la mentalità del Frosinone. E questo non va più che bene. Però speravo che il Genoa vincesse, proprio detto sinceramente, papale papale. Scusate. E vabbè, il Genoa non lo teniamo in considerazione perché ormai è bello che salvo. L'unica chicca che voglio dirvi è spettacolare la maglia che ha fatto uscire il Genoa. È veramente un capolavoro. Bellissima, veramente veramente bella. Poi andiamo all'altra partita che riguarda la zona salvezza, che è Bologna-Salernitana. Bologna-Salernitana che ha visto anche Ligo Giannis tornare al gol e quindi mo incominceranno sicuramente a spuntare le vedove di Ligo Giannis, che era meglio se ce lo tenevamo. No, no, decisamente no. E vabbè, il Bologna batte agevolmente la Salernitana è praticamente aritmeticamente retrocessa, io non so se quanto manca per ottenere la retrocessione aritmetica, anzi se mi date un attimo lo vado subito a cercare. Ok, sono andato a cercare e al momento non c'è ancora l'aritmetica retrocessione per la Salernitana, non ho visto nemmeno calcoli in giro, quindi dovrebbe mancare ancora un pochino, però se andiamo a vedere la classifica vediamo che comunque la situazione è grave, è abbastanza grave. Io non so quanto possa mancare, mancano 8 partite alla fine del campionato, quindi 8 per 3, 8, 16, 24 punti. Effettivamente ancora si può fare. Paradossalmente ancora può salvarsi, però è chiaro che il momento qui parla da solo. Staremo a vedere, staremo a vedere. Poi, ovviamente, di Cagliari-Verona non c'è da parlare più di tanto perché ne abbiamo già parlato. Verona che meritava molto molto di più rispetto al Cagliari. Il Cagliari che invece riesce ad acciuffare il pareggio grazie a Sulemana che ha dato una lezione di calcio a tutta la nostra rosa. E, e quindi la situazione non si smuove per nulla perché eh, stavamo a pari punti e siamo rimasti a pari punti e anche Sassuolo e Udinese pareggiano. Ecco perché l'ho detto che se tutti si muovono, in realtà nessuno si muove perché rimaniamo sempre allo stesso punto. Quindi un 1-1, questo qua che e questo è l'1-1 che mi fa più felice rispetto a questo, ovviamente. Sassuolo-Udinese, partita che si decide tra l'altro in praticamente 2-3 minuti se non mi sbaglio, perché subito dopo il gol del Sassuolo c'è il gol dell'Udinese, tutto nel primo tempo poi credo. Sì, De Frel al 41esimo e Toven al 44esimo. La partita ovviamente non l'ho vista perché già ho fatto fatica a vedere quella del Cagliari, figuriamoci Sassuolo-Udinese, però questo è un pareggio che a me già piace di più, un pareggio che già apprezzo. Poi Lecce-Roma anche questa è una partita che è andata non virale, però è andata diventata famosa per un rigore. Credo che non sia stato dato alla Roma. Correggetemi se sbaglio, però mi pare di aver sentito un rigore non dato alla Roma, sempre inerente al discorso del VAR di prima, no?
Comunque è un Lecce che riesce a fermare la Roma. Eh, Tanta roba, sinceramente mi aspettavo una vittoria della Roma, magari non straripante perché comunque il Lecce è squadra ostica, però mi aspettavo una vittoria da parte della squadra di De Rossi, ma così non è stato, quindi un Lecce che pareggia, allunga di un pochino la classifica, non è un allungamento drastico, però sicuramente prende un po' più le distanze e va sempre più su. E invece l'Empoli continua il suo periodo negativo, che purtroppo ci vede protagonisti perché siamo stati noi i primis a creare questo evento negativo. E sono curioso di vedere quante partite sono ormai che l'Empoli non vince. Parecchie, parecchie. Oddio, sono andato un po' troppo indietro. L'ultima vittoria risale al 24 febbraio 2-3 con il Sassuolo, poi la sconfitta contro di noi e poi abbiamo 4 sconfitte consecutive. Cazzo. Oddio, avevo capito che stava male l'Empoli, ma non pensavo così male. Sinceramente non me l'aspettavo. Non mi aspettavo che stesse così male. Poi è chiaro che il calendario Porelli non l'ha manco aiutati perché dopo di noi hanno trovato Milan, Bologna e Inter. E io è per questo che volevo vincere contro il Verona per cercare di capitalizzare anche sulle disgrazie degli altri. Ahimè, così non è successo, però questo è il rendiconto. Andiamo a vedere la classifica, andando ad escludere Monza e Genoa che tanto lasciano il tempo che trovano. Come parte alta della zona bassa che fa un po' ridere abbiamo il Lecce a 29 punti, 14esimo l'Udinese a 28, 15esimo e 16esimo posto a pari punti perché ci siamo l'Hellas a 27 e noi sempre a 27. Poi 17esimo posto occupato dal Frosinone a 25 punti, ma stesso numero di punti dell'Empoli. Poi penultimo posto con il Sassuolo a 24 e ultimissima la Salernitana a 14 punti. Tra l'altro non mi ricordavo che ci fosse un distacco di 2 punti, non me lo ricordavo. A maggior ragione bisogna capitalizzare, a maggior ragione. Dobbiamo cercare di fare incetta dei punti in qualsiasi partita, veramente qualsiasi. Purtroppo la prossima sarà molto ostica perché questa si può chiudere. Il prossimo turno comincerà con una partita salvezza che è Salernitana-Sassuolo. Si giocherà venerdì 5 alle 9 meno un quarto e quindi già sapremo se il Sassuolo sarà riuscito ad arrivare a pari punti con noi o se la Salernitana avrà 3 punti o un punto in più. Io mi auguro che la Salernitana possa arrivare a 17, così almeno il Sassuolo rimane a 24 e noi la Salernitana ce la teniamo comunque distante. Beh, non sarebbe male, non sarebbe male. Vorrei evitare che il Sassuolo vincesse, ecco. Poi il Lecce andrà a Milano ad affrontare il Milan. Anche qui sfida abbastanza ostica perché comunque il Milan mi sembra squadra abbastanza in forma ultimamente, ha ritrovato anche Leao, che è veramente tanta roba quel giocatore. Roma-Lazio, il derby, fantastico, ci sarà sabato 6 aprile alle 6, spero di non lavorare per guardarmelo. Poi sabato 6 ci sarà sempre un'altra sfida salvezza, o meglio una sfida che riguarda la salvezza perché ci sarà Empoli-Torino. Questa è una partita molto tosta perché poi il Torino è una delle squadre più bastarde che ci siano in questo campionato. È veramente una squadra molto molto tosta. E non la vedo proprio benissimo per l'Empoli. Ecco, però non lo vedo così improbabile anche semplicemente un pareggio, eh. Devo essere sincero. E poi abbiamo la giornata più importante che è domenica 7 aprile dove abbiamo a mezzogiorno e mezza Frosinone-Bologna, dove ovviamente vedo il Bologna più che favorito, un Frosinone comunque che sta combattendo male ed è sempre più in crisi, quindi non mi aspetto una partita così difficile per il Bologna.
Noi giocheremo contro l'Atalanta e questa sarà veramente veramente difficile. Dobbiamo sperare che non facciano più di tanto turnover in Coppa Italia. La partita si giocherà oggi. Non so contro chi giochino, devo essere sincero, però so che gioca in Coppa Italia l'Atalanta. E dobbiamo sperare che o non facciano più di tanto turnover o che comunque tutta la squadra risulti stanca. È la mia speranza, mi attacco a questo. E poi ci sarà anche Verona-Genoa, anche questa partita tosta. Non sottovalutiamo questa partita perché tutte e due le squadre sono grandi squadre. Il Verona ce l'ha dimostrato anche contro di noi, forse li abbiamo aiutati noi in primis, però comunque ci hanno dimostrato loro di essere una grande squadra per riuscire a superare comunque problemi societari di quel tipo e rimanere compatti nonostante tutte quelle cessioni non è facile. Quindi un grande elogio a loro, lo ripeterò sempre. Il Genoa è comunque squadra tosta, molto molto tosta, quindi mi aspetto una partita, devo dire anche una bella partita mi aspetto. Punto tutto su Gudmundsson del Genoa che possa risolvere la pratica e poi l'ultima squadra che lotta per salvarsi giocherà lunedì 8 che è quella messa peggio secondo me perché è l'Udinese che andrà ad affrontare l'Inter. L'Udinese che è sopra di noi, speriamo di riuscire ad acciuffare un pareggio, magari così ci risolleviamo un pochino e stacchiamo tutte le altre. Poi è chiaro che la partita è... La classifica è in continuo cambiamento, quindi può cambiare tutto e può cambiare niente, lo abbiamo notato nell'ultimo turno. E questo poi ragazzi è tutta la classifica, scusate, tutte le giornate da qui fino all'ultima. Sarà tosta, sarà veramente tosta. Io non ricordo di una lotta salvezza così colma di squadre con così poco margine di punti dove in una giornata può cambiare veramente tutto. Questa è la croce e delizia di questo campionato e la nostra croce e delizia purtroppo. E speriamo che sia più delizia che croce, ovviamente. E niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!